Prenderà il via sabato 2 aprile l'Italia Softball League, che vedrà per la 14ª stagione consecutiva tra le società protagoniste la Nuoro Softball. Le nuoresi, che sono state inserite nel girone A, esordiranno nel Diamante di Via Manironi contro il Taurus Old Parma. La Nuoro Softball si presenta a nastri di partenza con uno staff tecnico rinnovato rappresentato dal manager cubano Gustavo Lizzazzo e dal secondo Bartolo Florian Dominicano. Il parco straniere è stato completamente cambiato, sono infatti arrivate le giocatrici statunitensi Jolene Anderson, 24 anni, lanciatrice nazionale ai mondiali 2014, e Brianna Hamilton, interno nella scorsa stagione, titolare nel campionato professionistico USA. Una società che si presenta al via con tante novità sia nel roster che nella guida tecnica. Intanto c'è la guida tecnica, dopo 7 anni abbiamo voltato pagina con un nuovo staff, sicuramente di grande capacità, di grande esperienza, e una squadra totalmente rinnovata a cominciare dal Parco delle Nuoresi, con tanti cedimenti del settore giovanile, alcune rinconferme importanti e con 2 nuove straniere. Ci presentiamo quindi insomma in grande spolvero, nella speranza di fare bene come sempre, e poi come al solito il campo dirà se siamo stati bravi nella fase programmatoria oppure no. Con che obiettivi iniziate questo campionato? Gli obiettivi sono sempre quelli di vincere, chi fa sport lo fa per vincere, specialmente nella categoria seniore, visti gli investimenti fatti. Mentre negli altri settori avremo 3 squadre giovanili, inizieremo col baseball maschile quest'anno, con il pre-baseball, quindi bambini da 6-10 anni. Chiaramente la nostra vittoria sarà quella di vedere molte persone nei nostri campi, con i nostri dirigenti e con i nostri tecnici.